Benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio, clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. E questa è una struttura a dir poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Tenta la conclusione. Ottima l'occasione sul cross basso. Il cross era perfetto, il movimento dell'attaccante anche. Solitamente queste giocate si concludono con il gol. L'appoggio sulla fascia. Grande prova di forza. Riceve in ottima... Ecco il tiro. La toglie dalla porta. Molto attento qui il portiere. L'importante è non perdere la concentrazione. Ecco che fa il tiro. Sulla fascia, in profondità. Aia, tentativo verso la porta. Salva la sua porta. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Tentativo di allungare il gioco. Scatta verso il pallone. Se ne va. C'è fallo. Finisce sul referto dell'arbitro con un'ammonizione. Qui protesta, ma deve fare attenzione a non esagerare. Può anche peggio. Si salvano con la traversa. È attento e allontana senza problemi. Chance per tirare e c'è il gol. Ha letto benissimo la situazione, depositato il pallone in rete. Male la difesa. Non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione. Non possono lasciarli arrivare a un passo dalla porta. Può provare. Un grande riflesso qui. La mette sulla sinistra. Primo tempo che finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Splendida reazione del portiere. Si esprime in un buon intervento. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Bella parata. Ecco la respinta del portiere. Ed ecco il cross, deviazione di testa. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di fare entrare il mister. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio. Allarga il gioco a destra. Scatta verso il pallone.
Ha spazio sulla fascia, pallone in aria, cerca il tiro, palla dentro, c'è il gol, vantaggio di 2 gol, la partita si mette in discesa. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Lobato. Decide di sfruttare la fascia. E trova il compagno. Spazza il più lontano possibile. Cerca lo spunto. E l'arbitro dice che può bastare. Gara che si chiude con un risultato negativo. Credo che l'allenatore non possa essere molto contento della prova della squadra. Cosa ne pensi del match di oggi? Hanno sottovalutato la gara e si sono specchiati un po' troppo nel proprio talento.